Meno male che siamo a coperto. Mazza che freddo. Buongiorno amici di YouTube e di Vadalmax e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato. La resa dei conti finale, l'ultimo atto di questa stagione 2017, il playoff per accedere alla super finale del prossimo febbraio. Oggi sapremo gli ultimi due nomi del contingente di 4 piloti che rappresenteranno la nostra regione il 4 febbraio prossimi a Racing di Rockville per questa super finale che si pronuncia molto calda, visto il livello e la qualità dei piloti in gioco. Al campione in carica Lemwell, che ha conquistato sul campo la qualificazione diretta, si aggregeranno altri due piloti. Come avrete notato nell'ultimo vlog di campionato dedicato all'ultima gara, vi lascio la scheda qui in alto su. Mi avete visto un po' abbacchiato perché non ero riuscito nel mio obiettivo di arrivare secondo in campionato per comunque degli errori di strategia e anche di passo gara. Lì devo ammettere che Giovanni è stato molto più forte e molto più alto di me e questo devo dargliene atto. Però nelle settimane successive è successo qualcosa che vi racconterò più tardi con molta più calma. Adesso sto aspettando Daniele al nostro rendezvous solito qui ad Albignasego. Infatti il secondo pilota insieme a Lemuel ad avere diritto all'accesso diretto alla super finale sono io. È un po' un mistero quello che è successo, però con calma vi spiegherò tutti i fatti perché evidentemente mi mancherà qualche pezzo. Oggi mi vedete nelle vesti di team radio barra team manager del socio Daniele, perché lui invece dovrà giocarsela per venire in Svizzera con me. Spero di potergli dare una mano, un aiuto, anche perché il format di gara di oggi sarà molto simile, se non identico a quello dell'ultima gara di campionato. E una cosa che ho notato è che si è mancato un aiuto dall'esterno per capire quando fermarsi, chi si è fermato e chi no. Il format di gara di oggi prevederà 8 minuti di qualifica e 34 giri di gara con 2 soste obbligatorie, per cui le incertezze e le variabili sono molte da tenere in considerazione. Spero di poter dare il mio contributo come ho detto poc'anzi, però comunque ne approfitterò anche per farmi una bella sgroppata che è dal 18 di novembre che non guido un carro, cui sono anche un po' in astinenza, così potrò mostrare a Daniele anche come si guida la Top Fuel Arena di Vignate, dato che ci sono già stato a settembre per la karting school play kart. Vi lascio la scheda qui in alto, per cui ci aspettano 2 ore e un quarto di strada per raggiungere Vignate in provincia di Milano. Ci vediamo dopo in pista. Bene, eccoci qui dopo una bella sgroppata di 2 ore per arrivare qui in pista. Qua a Vignate fa un po' freschetto, dai, comunque stessa temperatura che ho lasciato prima di partire. Adesso il caffè di rito non poteva mancare, già bevuto. Adesso vediamo di fare un piccolo briefing per l'ipregara. Però prima di fare da team manager un quarto d'ora di allenamento me lo faccio pure io, anche perché così potrò valutare il potenziale dei probabili avversari nella super finale. Bene, dopo 15 minuti di allenamento si scende in pista. Mi vedrete in veste di team manager o di team radio. 5 minuti di qualifica, 25 minuti di gara con un singolo pit stop. Ci sarà a divertirsi. Dacci.
Bene, eccoci qui, finita questo playoff. Purtroppo il mio proverbiale culo da team manager non ha sortito gli effetti sperati, perché purtroppo il passo non c'era. Stava per venire fuori un mezzo uppercut, però purtroppo per pochissimo non riuscivo a far guadagnare 2 posizioni a Daniele. È anche un po' colpa mia, perché io comunque ho provato a indicargli poteva essere la migliore strategia e niente, per cui l'unico rappresentante di Fly Finish che andrà in Svizzera sono io. E posso dire una cosa, per fortuna, perché oggi non avrei avuto il passo, non avrei avuto assolutamente il passo, sarei stato uno dei più lenti in pista, veramente sarà molto molto dura, per cui bisogna ricominciare ad allenarsi in maniera molto seria. E niente, un po' di amarezza, perché ti speravo di poter far bene, però effettivamente il vincitore della gara era il vice campione Play Kart Lombardia, è andato veramente forte, conosce la pista come le proprie tasche, si sapeva che bene o male uno dei posti sarebbe stato il suo. Diciamo che prime considerazioni a caldo il buon Daniele mi fa: guarda, non è colpa tua, anche perché comunque ho cercato di dare i tempi, informazioni utili per valutare la cosa, ho dato un mio parere di strategia. Purtroppo per poco non veniva fuori, perché se facevamo un giro in più forse si poteva fare qualcosa, potevamo riuscire a guadagnare quel gap giusto per stare davanti. Vabbè, pazienza, queste sono le gare, le incognite del pit stop. Ci vediamo dopo in macchina per i saluti finali e per delle gustose novità riguardanti l'European Kart Final di febbraio. Bene, eccoci ritornati nella Natia Albignasego, anche se sto dando a prendere la mia dolce metà. Che dire, giornata un po' chiaroscura, perché sembrava essere presa con i presupposti giusti, vedendo i tempi di Daniele. Aveva fatto degli ottimi tempi senza Zavorra, però quello è un discorso un po' differente. Aveva fatto un buon 37.0, che per essere stata la prima volta che girava lì è stato il migliore del nostro turno di 15 minuti di allenamento. Purtroppo però con 25 kg in più le cose sono totalmente differenti, per cui posso comunicare ufficialmente che l'allegra brigata del campionato Play Kart Veneto 2017, che andrà a difendere i colori del Leone di San Marco in terra elvetica, è composta da Lemuel in quanto campione in carica, il sottoscritto in quanto il titolo, cioè la qualificazione diretta che Giovanni Mattiello si è guadagnato sul campo durante tutta la stagione, mi è stata ceduta da lui, perché lui ha rinunciato ad andare in Svizzera per dei motivi che non sto qua a spiegarvi, anche perché li so. Mentre dal playoff sono usciti ben 3 nomi dal playoff di oggi, perché comunque ricordiamo che il playoff Play Kart Veneto è stato fatto insieme anche con il vice campione della Lombardia, per cui il primo classificato di oggi è stato il vice campione della Lombardia. Qui era un po' scontata anche la cosa, perché sapendo che si corre principalmente lì alla Top Fuel, per cui la pista la conoscono molto molto meglio che non fanno i veneti. Mentre il secondo posto è dato a Mattia Sansoni, compagno di squadra di Lemuel, che tra l'altro andranno a giocarsi il titolo a squadre nella finale del 14 di gennaio, sempre alla Top Fuel Arena di Vignate, in 1-3 ore. E l'ultimo qualificato alla superfinale è il buon Enzo Cambino, che ha dimostrato un'ottima velocità sulla pista milanese, che avevo già tra virgolette addocchiato durante l'allenamento che abbiamo fatto a settembre in vista della partenza per la 24 ore di Siviglia. Avevo addocchiato che era veramente molto veloce lì, sapevo già che era uno dei probabili protagonisti della gara di oggi. Tornando a quanto detto all'inizio, molto semplicemente, se voi convinti di dover passare una tagliola importante come il playoff per andarvi a giocare la vostra prima esperienza all'estero a livello kartistico, una soddisfazione veramente molto grande, già entrati nella mentalità di dover dare il tutto per tutto in quella singola gara, riceveste un messaggio di quello che si è classificato davanti a voi in campionato che va direttamente, voi come reagireste? Ebbene, quello che è successo a me. Se mi avevate visto abbacchiato, un po' triste, musone dopo la gara di Affi, diciamo che ne avevo dei buoni motivi, perché visto i tempi con cui giravano oggi difficilmente mi sarei qualificato per la super finale. Veramente hanno girato
io mi sono meravigliato, ho detto ma porca troia, per fortuna che Giovanni mi ha fatto questo regalo di Natale in anticipo. Molto semplicemente, la settimana dopo, era una domenica sera, ero da parenti, anche se meno amorosa, mi arriva un messaggio su Messenger di Facebook. Era il buon Giovanni Mattiello che mi comunicava la sua decisione di non sfruttare la qualificazione diretta e quindi di non partecipare alla super finale, che tra l'altro, notizia di oggi, diciamo, ha anche ufficialmente un nome all'evento, che è l'European Karting Final, per cui diciamo comincia a essere qualcosa di abbastanza più organizzato, comincia a prendere forma questa super finale. Io per le prime non ci volevo credere, ho detto cazzo, ma questo qua cos'è, uno scherzo, non dico di cattivo gusto, però sai com'è, due conti te li fai. Invece ho detto scusa un attimo, ma perché, come mai, cos'è, uno scherzo? No guarda, seriamente non posso andare perché ho degli impegni e ho delle motivazioni che non ci sto qua a spiegare. Io di corsa, per leggere con calma il messaggio, sono uscito dal terrazzino, ho avuto l'esplosione di gioia che è una cosa incredibile, cioè veramente ho avuto un attimo di felicità. Lo so, è un po' strana perché significa essere qualificati per culo, anche se forse un pizzico di merito per il fatto di essere arrivato terzo in campionato ha aiutato, per cui a mandare un po' giù un pochino l'amaro di non potersela guadagnare in pista, che effettivamente, vedendo i tempi appunto di oggi, sarebbe stata molto dura. Per quanto riguarda questa stagione, ovviamente sono molto felice perché se devo dare un voto da 1 a 10 a questa stagione, per come me l'ero immaginata, io speravo di fare una figura dignitosa per come mi vedevo Dio. Invece è andata molto oltre le aspettative. Se appunto dovessi dare una valutazione da 1 a 10, direi un bel 8,5, perché per arrivare a 9 avrei dovuto arrivare secondo in campionato, ma purtroppo sapete come è andata a finire la gara di AF. Parlandovi brevemente della super finale, saremo in ben 45 piloti che si affronteranno in Svizzera per il titolo di miglior pilota rental europeo. Lo so, è un titolo un po' palliativo, però comunque è qualcosa di veramente importante per me, una soddisfazione che non mi sarei mai aspettato di raggiungere, di qualificarmi addirittura terzi sul podio in campionato, cioè. So già che però sarà molto dura. Andrò lì però consapevole delle mie forze, cercherò di allenarmi duramente perché a fare tra virgolette una figura barbina non ci tengo. Spero che il livello sia abbastanza omogeneo, anche se sarà molto dura visto, diciamo, i tempi con cui giravano anche i compari del campionato Playcat Emilia, che anche loro oggi hanno disputato il playoff. Devo ammettere che sono veramente forti, dovrò allenarmi veramente tanto. Cosa da aggiungere: il peso del pilota non sarà 85 kg ma sarà 90 kg, per cui diciamo ulteriore aggravio di peso per questa super finale solo in questa occasione. Per cui per questa stagione, per questo vlog è tutto. La programmazione del canale continuerà anche sotto le feste natalizie. Comincerò a pubblicare anche video on board delle gare precedenti, per cui rimanete sempre sintonizzati perché vedrete delle belle battaglie importanti, diciamo belle cazzute, anche delle gare molto divertenti, e probabilmente spero di riuscire a farsela, vi farò anche un piccolo regalo di Natale che vedrete proprio il giorno di Natale. Spero di riuscirlo a girare e avere le tempistiche giuste per poterlo realizzare, perché è una piccola cosa che volevo farvi con un piccolo regalo di Natale a quei 61 iscritti che mi seguite, che per me è un traguardo. Non pensavo di arrivare a 61 iscritti e a 20.000 visualizzazioni globali, onestamente non me lo sarei mai aspettato, per cui vi ringrazio, vi auguro buone feste e un buon 2018. Vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale e se avete commenti, domande, lasciatemele pure qui sotto, vedrò di risponderle appena possibile. Per cui un caloroso saluto al vostro Vadalmax e un sincero augurio di buon Natale e felice Natale. Bye bye!